fino in fondo di come siamo messi male, anche delle cose che sono normalissime, che possono essere modificate in pochi secondi, non vengono assolutamente inquadrate e risolte. Io ho scaricato il modello per la denuncia, un esempio plastico, un esempio semplice del quale mi potranno rendere testimonianza i tecnici, ingegneri, geometri, architetti. Ebbene, per la denuncia del cemento armato al genio civile per la norma antisismica, il modello che si presenta in Regione Campania è fatto di ben 40 pagine. Ebbene, in Toscana, in Emilia Romagna e in Lazio è di 4 pagine. Queste cose Vincenzo De Luca le cambia mentre si piglia il caffè al bar. E non rendete conto che di queste storture, di queste cose che non vanno, ce ne sono a bizzeffe, ce ne sono tantissime. E quindi le cose possono cambiare da sole? No. Bisogna cambiare la classe dirigente. La classe dirigente è fatta delle persone. E noi del centro-sinistra abbiamo fatto scendere in campo un campione, il campione, per quanto riguarda la competenza, il coraggio, la determinazione, il carisma, la voglia di cambiare le cose con la sua esperienza straordinaria nella città di Salerno. Perché questo è, noi leghiamo il futuro della nostra regione a Vincenzo De Luca e non devo ricordare a voi quello che ha dovuto sopportare anche all'interno, perché cercavano di imbrigliarlo in tutti i modi, alle primarie, 4 rinvii e poi i giornali. Ma io voglio dire, come direbbe il noto cantante Battisti, ma può uno scoglio arginare il mare, perché questo è il tuo mare, la gente, il popolo, le aziende, i giovani, gli anziani. Quando tu dici che non hai padroni, non hai padroni, hai ragione, perché dalla tua parte ci sono le persone, c'è la gente comune che vuole cambiare. Quindi il fatto che possa arrivare qualcuno che cambia le cose purtroppo fa temere, perché guardate, le cose non funzionano, non vanno bene, ci lamentiamo, siamo mortificati e frustrati. Ma qui le persone per bene affogano, ma i furbi sguazzano e quindi temono il cambiamento di De Luca. Ma noi non possiamo posare i vestiti di una regione su quanto avviene per i furbi o per i raccomandati o per quelli che hanno il santo in paradiso. Detto questo, io voglio concludere davvero, non mi voglio assolutamente attardare per non rubare tempo a Vincenzo De Luca. Guardate, il 31 di maggio abbiamo un appuntamento con la storia, non lo dico in senso retorico. Vedete, se siete contenti come vanno le cose, ci hanno chiuso l'ospedale, strade scassate, giovani che continuano ad andare via, fondi europei che non vengono spesi, politiche sociali che non funzionano, normative in materia di edilizia che purtroppo imbrigliano anche l'accenno e lo spiraglio di uno sviluppo. Se siamo contenti così come vanno le cose, continuiamo a votare Caldoro. Io dico che ad Agropoli, se abbiamo un po' di dignità, non deve prendere un voto. Caldoro non deve prendere un voto per quello che ha fatto in questa città e in questo territorio. E allora abbiamo un appuntamento importante con la storia. Non voglio enfatizzare, perché vedete, le cose cambiano quando ci sono delle scelte precise sulla classe dirigente e sul governatore della regione Campania. Qualcuno dice che è la sfida della volta scorsa. No, signori miei, la volta scorsa c'era Caldoro e c'era De Luca che non avevano amministrato e non avevano governato la regione Campania, ma Caldoro ha avuto la sua occasione, ha fallito, ha tradito la fiducia e ha imbrogliato i campani. E la sfida importante del 31 non riguarda, vedete, solo la regione Campania, perché c'è una politica del governo, di troppi governi, che purtroppo non scrive più nell'agenda il mezzogiorno. Probabilmente i presidenti come Caldoro sono comodi perché non chiedono e non pretendono per i propri cittadini. E noi abbiamo bisogno di un governatore
senatore come De Luca, che deve diventare la guida delle regioni meridionali, innanzitutto per far diventare massa critica un unico sistema sulle grandi infrastrutture, i fondi europei che vanno anche oltre la regione Campania, ma deve rappresentare una guida certa e sicura delle regioni meridionali, perché partendo da una forte autocritica, perché noi abbiamo grandi responsabilità sulle condizioni in cui viviamo, perché quello che vediamo è il riflesso di quello che vale la classe dirigente in una città come Salerno, è il riflesso di amministratori come De Luca, in altre città è il riflesso di amministratori incompetenti. Quindi De Luca deve diventare la guida delle regioni meridionali, perché dopo un'autocritica e dopo una rinnovata classe dirigente dobbiamo pretendere dal governo centrale di riscrivere nuovamente una politica del mezzogiorno forte. Dal 1990 sono andate via dal mezzogiorno 1.830.000 persone, sono andate via 170.000 laureati, perché poi vedete, quando parliamo di sviluppo e di progresso, quando parliamo di fondi europei, quando parliamo di mobilità, parliamo di sanità, questa è tutta una condizione, una precondizione per il turismo, per lo sviluppo. Ma questo che significa? Produzione di ricchezza, significa creazione di posti di lavoro, aziende che lavorano, aziende che assumono, e quindi ragazzi giovani che non vanno via, che non spezzano il cuore a tantissimi genitori che vedono i propri figli partire e che probabilmente non risolvono nemmeno il problema, perché vanno ad affrontare una nuova precarietà, una nuova debolezza economica, una nuova disperazione. E noi questo vogliamo fare il 31 di maggio. Vedete, mancano 15 giorni, sono 15 giorni decisivi, sono 15 giorni in cui nessuno può essere assalito da qualsiasi motivo di candidature locali, di questioni che c'è delusione, che c'è rassegnazione. No, è un grande momento se noi non avremo più il diritto di lamentarci. Noi dobbiamo votare bene, e per votare bene si può votare soltanto Vincenzo De Luca, a cui davvero rivolgo il mio apprezzamento. Io sono lusingato e sono onorato di essere tra i suoi collaboratori, tra i suoi fedelissimi, diciamolo così, sì, fedelissimi, perché l'abbiamo sempre dimostrato. Alle finali di questo territorio c'è stato un risultato straordinario che ha condizionato le primarie. Quando c'erano voci che De Luca non ce l'avrebbe fatto, noi siamo rimasti al nostro posto, perché noi crediamo nel progetto, nell'uomo, nella capacità, nel suo coraggio, e quindi gli diciamo vai avanti, perché dopo il 31 di maggio la regione Campania, il mezzogiorno, avrà una nuova guida, una nuova stagione, e quindi noi dobbiamo scegliere tra la resa, e la resa è il nome di Caldoro, e il sogno, perché bisogna sognare il sogno di un futuro migliore, una speranza per i nostri figli, per i nostri territori. I nostri figli devono arrivare al punto, con una politica capace di incoraggiare, di creare speranza, a pensare che il territorio, la città dove vivono deve essere un valore che è irrinunciabile. Se si è convinti di questo, sicuramente riusciremo a compiere sforzi straordinari, con una classe dirigente nuova in Regione Campania si volterà pagina. Io di questo ne sono convinto. Ve lo dice uno che voleva fare al fianco di De Luca una campagna elettorale, ma per dire le cose che sto dicendo non è cambiata una virgola. Da candidato avrei detto le stesse cose che dico oggi, forse più emozionato. Ma io lo dico con grande decisione. Noi abbiamo una responsabilità verso i nostri figli di scegliere bene, di scegliere Vincenzo De Luca, che con la sua storia ha dimostrato che le cose possono cambiare anche in una città del sud. Caro Vincenzo, anche questa città è cambiata. Questa piazza, quando ha deciso, ha svoltato, ha cambiato e migliorato, e vive una stagione di grande crescita e di grande progresso. Ma come Salerno, io lo dico agli amici, quale è una città come Salerno, bellissima e moderna, una città come Agropoli che ha raggiunto buoni risultati, ma manca ancora tanto. È come lavorare per una suite, su una nave che affonda.
è la nave che affonda la Campania, il Mezzogiorno. Noi abbiamo bisogno di cambiare, possiamo compiere ogni sforzo, per sforzo a livello locale, ma non riusciremo da soli ad aprire ospedali, ad avere trasporti efficienti, ad avere viabilità, a spendere i fondi europei. Io spero che in questi pochi minuti, se c'era qualcuno indeciso, se c'era qualcuno che non voleva andare a votare, se c'era qualcuno ancora addirittura convinto di votare Caldoro, spero che con il mio ragionamento, la mia riflessione, la mia passione possa aver cambiato idea, perché questo è importante, cambiare idea rispetto a una ideologia che non esiste più. De Luca è criticato perché riesce ad intercettare voti a 360 gradi, ma sono i voti della società. Ma vi pare che un ospedale che si chiude di destra o di sinistra, una strada chiusa di destra o di sinistra, i problemi si risolvono soltanto con la competenza, con il coraggio, con la determinazione e soprattutto non perdendo tempo, perché il tempo è la risorsa più preziosa. Qua ci sono carte che riescono ad avere anche 5 centimetri di polvere sulle scrivanie di politici e di funzionari. Con De Luca polvere non se ne farà, e soprattutto penso che si faranno meno carte, più azioni, più programmazioni, e soprattutto con De Luca riaccendiamo una speranza per la Campania e per il Mezzogiorno. Grazie Vincenzo De Luca per quello che hai fatto, per aver tenuto duro, per aver avuto la determinazione di andare avanti rispetto a tante difficoltà. Ti volevano imbrigliare ma non ce l'hanno fatto. Dalla parte tua c'è il consenso vero, c'è la gente che ha bisogno, la gente che vuole una speranza, la gente che pensa ai propri figli. Questo è Vincenzo De Luca, votiamolo e facciamolo diventare Presidente della Regione Campania.